Alleluia. Questa sera riprendiamo l'argomento della preghiera del Signore che abbiamo iniziato 2 settimane fa, se vi ricordate. Parleremo della preghiera e ne parleremo secondo gli insegnamenti del Signore, perché questo ci aiuti a pregare in modo opportuno. Il Signore ci ha insegnato e quindi abbiamo un modello da seguire. Ma più medito su questo argomento, più mi rendo conto che quello che il Signore insegna riguardo alla preghiera in realtà diventa quello che noi dobbiamo fare in tutta la nostra vita di fede. Tutto quello che Dio ci consiglia attraverso l'insegnamento che leggiamo nel Vangelo di fare, di dire, di pensare riguardo alla preghiera, noi lo possiamo applicare a tutti gli altri aspetti della nostra vita. Abbiamo introdotto l'altra volta, non staremo molti giorni su questo argomento. Abbiamo detto che questo modello di preghiera che troviamo, se volete già iniziare ad aprire le Bibbie, in Matteo capitolo 6, è una preghiera che dopo l'introduzione, il Padre Nostro, che viene usato un po' per riferirsi a questo modello di preghiera, ha 6 richieste. E l'ordine di queste richieste parla della priorità che Dio vuole che noi diamo nella nostra vita. Le prime 3 richieste sono richieste che sono relative a Dio e le 3 richieste finali sono relative a noi o alle cose terrene. E l'ordine che il Signore ci ha insegnato a rispettare in preghiera è questo. Amen. Che, faccio già la prima applicazione, deve essere l'ordine della nostra vita intera col Signore. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte le altre cose vi saranno date dopo. Se c'è un prima, c'è un dopo. Cercate prima. E quando il Signore dice pregate così e contiamo le richieste, ne contiamo 6, vi ricordate? Qualcuno divide in 2 l'ultima, non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male, noi le considereremo insieme. Le prime 3 sono rivolte verso Dio, verso la sua opera. È scritto così al verso 9 di Matteo 6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, prima richiesta. Venga il tuo regno, seconda richiesta. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Terza richiesta. Proviamo a vedere questa sera, per considerare che prima viene Dio. E che noi abbiamo, notate, sono richieste queste. Sono richieste. Che noi abbiamo il diritto di fare delle richieste a Dio riguardo alle sue cose. Uno potrebbe dire: no, quello che riguarda Dio non ci compete. Non è così, perché un cuore che ama il Signore desidera che il Signore sia onorato, innalzato, che la sua opera sia promossa, esattamente come quando noi amiamo qualcuno, desideriamo che quel qualcuno riceva ogni bene, avanzi. Noi proviamo questo per il Signore, perché Lui ci ha amato per primo e noi lo amiamo. E i nostri desideri sono per il Signore. E noto ancora, spero per l'ultima volta, ma non sono sicuro, i nostri primi desideri sono per il Signore. Notate che quando il Signore insegna riguardo al dare, nella Scrittura, ci sono le decime, le offerte, ma quando noi leggiamo riguardo a ciò che il popolo doveva dare, c'è spesso, quasi sempre, nominata
la primizia. La primizia è per il Signore, in ogni cosa. E lo stesso vale anche nelle nostre richieste. Sia santificato il tuo nome. Martin Lutero si chiedeva: ma come si fa a santificare il nome di Dio che è già santo? E lui si diede due risposte: sia santificato da noi e sia santificato in noi, perché lui si riferiva a due sensi che si può dare alla parola santificato. Il primo è sia venerato, onorato, adorato, innalzato il tuo nome. Ed è un senso che il popolo ebraico dava del santificare. E l'altro senso è di sia onorato in noi. Lui è già santo, ma la sua manifestazione di santità deve essere visibile in noi. E quindi non è sia santificato in assoluto. Dio non ha bisogno di essere santificato nel senso della nostra santificazione, ma nella nostra vita si deve vedere la santità di Dio. Sia santificato in noi, in questo senso. Vediamo il primo: santificare come venerare. Sia santificato il tuo nome. Noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che quando nella parola di Dio si parla del nome, non si sta parlando dell'etichetta. Il nostro modo di dare i nomi alle persone non è quello biblico. I nomi biblici sono nomi che parlano della persona, delle qualità, delle caratteristiche, della vita, dell'opera, della missione di quella persona. Quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, qui non stiamo parlando di sterile elenco di parole, stiamo dicendo sia santificato Dio, la persona di Dio, sia santificato il tuo nome, ciò che tu sei, ciò che tu manifesti, ciò che tu hai rivelato, sia santificato. Noi ti vogliamo onorare, Signore, ti vogliamo innalzare, vogliamo riconoscerti, vogliamo adorarti, vogliamo testimoniare che tu sei ineguagliabile. Sia santificato il tuo nome, Signore. E se noi lo applichiamo alla nostra preghiera, questa richiesta è una richiesta che trova risposta nel nostro adorare il Signore e lodare il Signore. Nelle nostre preghiere, fratelli, ci deve essere il tempo di lode e adorazione a Dio, che significa fermare tutti i pensieri, tutti i ragionamenti e focalizzarsi soltanto su ciò che è Dio, perché il cuore spontaneamente faccia sgorgare espressioni che innalzino questo Dio, che lo ringrazino. Ed è interessante notare che sia santificato il tuo nome nella lista, nell'ordine delle richieste, sia al primo posto. Vorrà forse dire che quando andiamo in comunione col Signore, la prima cosa che scatta nella nostra mente, che fa vibrare il nostro cuore, è la grandezza di Dio che ci spinge a lodarlo? Un'anima che prega così il Signore dimostra che il suo primo pensiero quando va a Dio non è egoista, non pensa a sé, non dice, pur essendo in un gran bisogno, le prime cose di cui ha bisogno: Signore, ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, perché tu sei buono, perché sei fedele, dopo. Ma prima, appena chiudo i miei occhi, appena rivolgo i miei pensieri a Dio, la prima cosa che sorge nel mio cuore è la considerazione che Dio deve essere degno di essere lodato e adorato. Ci sia lode e adorazione nelle nostre preghiere. Ma intendo esattamente lode e adorazione. Qualche giorno fa parlavo con un giovane, parlavamo della preghiera
mi ha chiesto aiuto, io più che dirgli preghiamo insieme, non è che potessi aiutarlo oltre quello che già è scritto, ma gli ho chiesto come preghi e mi ha descritto come si apre al Signore e ho notato che mentre lui mi diceva il modo in cui pregava, non c'era lode nella preghiera. E allora mi sono sentito di dargli questo suggerimento: fermati, dedica un tempo di preghiera, ma in un modo che non hai mai fatto prima. Un tempo di preghiera nel quale ti spendi soltanto per lodare il Signore. Lascia stare le richieste, le farai in un altro tempo. Lascia stare i pensieri. Loda Dio. Considera l'opera del Signore. Considera la grandezza di Dio. Fa queste considerazioni spirituali, appoggiati sulla parola e poi lodalo. E lui mi ha risposto: ma io sono stonato e non so cantare. E io lì ho sgranato gli occhi. E quello strano presentimento che ormai sono anni che ho, improvvisamente ha visto la dimostrazione in quell'espressione. Lodare significava cantare i cantici. E ho rimesso insieme i pezzi, fratello Daniel lo sa, della stranezza delle preghiere dei giovani che aprono la bocca in simultanea con l'inizio degli strumenti che suonano e intonano un canto. Appena lo strumento finisce chiudono la bocca, quasi come se fossero strumenti che si affiancano agli altri. E quando non c'è musica, non c'è lode. E sarà forse un po' un problema delle nostre chiese, che non chiamano più i fratelli che cantano e suonano, fratelli che incoraggiano la Chiesa a pregare, ma li chiamano il gruppo di lode. O in americano, nel contesto americano, ci sono i worship leader, cioè le guide dell'adorazione, facendoci scivolare in un tranello che se non c'è canto non c'è lode. Il problema sapete qual è? Che se c'è un canto è una lode, ma il canto non è la sola lode, perché noi non possiamo cantare sempre, ma noi dobbiamo lodare sempre. E se noi non sappiamo lodare il Signore senza musica, la lode con la musica Dio non la può accettare, perché non è una lode autentica, è una lode trascinata dalla melodia. Sia santificato il tuo nome, nel senso di adorare e lodare, è una cosa che noi dobbiamo sviluppare personalmente. La nostra mente si deve fermare a considerare la grandezza del Signore e lodare Dio. Esprimere parole di lode al Signore. Amen. E mi chiedo, ce la facciamo? Riusciamo a spendere un tempo di preghiera personale in cui ci sia solo lode? Un canto ci può aiutare, ma può aiutare chi è già in qualche modo educato, spiritualmente disciplinato, a indirizzarsi verso una lode pura al Signore, a considerare Dio. Si può lodare Dio solo quando si medita sul Signore. Non sto parlando del ripetere a macchinetta alleluia, alleluia, alleluia. Quello non ha alcun senso se è meccanico e la mente non si appoggia
alla grandezza di Dio. Ma ogni volta che noi consideriamo l'opera di Cristo sulla croce, la fedeltà di Dio che ancora oggi ci perdona, l'onnipotenza di Dio che fa miracoli per correre in soccorso dei suoi figli. Fratelli, io a questi pensieri spontaneamente sono spinto a dire: Signore, sei grande, a te vada la lode, a te la lode, non a me, perché quello che hai fatto tu solo potevi farlo e io no. Questa è la lode. Sia santificato il tuo nome, sia onorato, sia adorato il tuo nome, sia lodato il tuo nome. Questo vuol dire. Se poi ci appoggiamo anche a un cantico, ben venga, ma che sia un cantico che loda il Signore e non di cui ci piace la melodia, perché il canto cristiano loda Dio e per lodare Dio le parole devono lodare il Signore. Amen. Sia santificato il tuo nome. Primo aspetto, sia santificato da noi e poi sia santificato in noi. E questa è una preghiera impegnativa. La santità di Dio si deve mostrare nella nostra vita. È così impegnativo che è la nostra richiesta. Siamo noi che chiediamo al Signore: sia santificato il tuo nome nella nostra vita, in noi. Un bell'impegno. Ma è un impegno necessario. Parla della testimonianza. La Chiesa è chiamata a far conoscere Dio e Dio è santo. E quando Dio viene santificato e reso santo nella nostra vita, la sua gloria manifestata in noi, nella nostra esistenza, il suo nome che non è pronunciato in vano, ma è onorato con le nostre scelte, con la nostra coerenza, allora quella preghiera si adempie e Dio ci aiuta. Se noi desideriamo che Lui sia santificato in noi, che sia mostrato santo nella nostra vita, Dio ci aiuta in questo, è una buona richiesta. Sia santificato il tuo nome, Signore, che può anche voler dire: Signore, aiutaci, perché io non sia oggetto di scandalo. Il tuo nome deve essere santificato. Ci ricordiamo quando Davide peccò e Dio lo giudicò, non perché non l'avesse perdonato, ma perché Dio disse: poiché a motivo della tua condotta il mio nome è stato oltraggiato dagli stranieri, tu sarai giudicato. Allora c'è questo senso: sia santificato il tuo nome. Signore, aiutaci, dacci la forza. Noi vogliamo che il tuo nome sia reso grande, manifestato nella nostra vita. Questa è la richiesta. Seconda richiesta: venga il tuo regno. Agli ebrei questa richiesta era chiara, è tuttora chiara, e loro stanno aspettando il Messia. Vi ricordate quante volte i discepoli del Signore gli chiesero: ma è in questo tempo che giungerà il tuo regno, in questo tempo che ti manifesterai? E il Signore glielo spiegò molte volte che non stava parlando di un regno politico o militare, stava parlando del regno di Dio nei cuori. Questa preghiera sia la nostra preghiera. Venga il tuo regno. E anche questa richiesta ha due letture. La prima è la lettura escatologica riguardo agli ultimi tempi. Noi desideriamo il ritorno del Signore. Amen. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno. Ritorna, Signore Gesù. Il saluto. Maranatha, che io rivolgo a voi ogni volta tradotto in italiano, perché era il saluto della Chiesa dei primi anni, era la piena e viva aspettativa, era la preghiera, era la richiesta, era la supplica.
Abbiamo chiesto noi oggi al Signore di tornare, manifestando il nostro desiderio. Oggi mi sono dimenticato. Ma ai primi tempi della Chiesa non era così. Soprattutto perché molti avevano visto Gesù andar via e avevano ben chiaro come sarebbe tornato e se lo aspettavano da un momento all'altro. Venga il tuo regno. Ritorna Gesù. Ritorna e glorificati. Ritorna perché ogni cosa sia messa a posto. Venga il tuo regno. Altro aspetto pratico. Venga il tuo regno. Sia promosso il tuo regno. Sia promosso dalla tua Chiesa, attraverso la predicazione, attraverso l'azione dei tuoi figliuoli, attraverso l'invito ai non credenti di andare a Cristo. Venga il tuo regno. Sia reso visibile il tuo regno nel mondo. E anche questo secondo aspetto ci responsabilizza, perché la missione è stata affidata alla Chiesa. Dimostrare il regno di Cristo nel mondo sta a noi. Non è un venga il tuo regno, come diceva Mosè, vi ricordate quando il Signore lo chiamò? Signore, fallo, libera il tuo popolo, ma chiama l'uomo che tu vorrai, intendendo tranne me. Non è un venga il tuo regno nel mondo, manifestati, Signore, fai come credi, vedi tu. No, quando facciamo questa preghiera noi dobbiamo essere consapevoli che chi la fa è chi è stato chiamato a manifestare il regno di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli, a quelli che stava mandando: la messa è grande, gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe affinché susciti operai. Gesù chiese a quelli che stavano lavorando nella messe, in un certo senso, di pregare per altri operai. E quelli che sono coinvolti nell'avanzata del regno di Dio, nel promuovere il regno di Dio, nel renderlo manifesto, devono pregare: venga il tuo regno. Devono pregare che il regno di Dio si renda visibile agli occhi del mondo, e chiaramente ci responsabilizza perché il regno di Dio è reso visibile attraverso l'opera della Chiesa, l'opera di ogni singolo credente, ovunque si trova, con chiunque si trova. Venga il tuo regno, Signore. Abbiamo ascoltato l'altra settimana, vi ricordate, la testimonianza del fratello Bracco. Lui racconta che mentre era giovane si avvicinò al Signore un altro giovane. In questo gruppo di giovani di Roma risvegliati dal Signore, consacrati a Dio, che servivano il Signore. Lui disse che fu toccato una volta perché alla fine di un culto si avvicinò, il fratello Bracco si avvicinò a un giovane che era convertito da un po' prima di lui, dicendo: andiamo a fare una passeggiata dopo il culto. E lui dice: io ero rimasto un po' deluso, quello che aveva detto il pastore non mi aveva toccato, a parer mio non era stato uno dei suoi migliori sermoni. Allora mi avvicinai a questo giovane dicendo: facciamo 4 passi in città. E lui racconta che il giovane gli disse: no, caro fratello, oggi proprio no. Sento l'urgenza di correre a casa e inginocchiarmi, perché davanti a una parola così toccante io non posso non chiedere perdono al Signore e cercare la faccia di Dio. E lui capì che forse non c'era niente di sbagliato nel sermone del pastore, ma lui non aveva capito perché tutti gli altri giovani non volevano uscire quella sera. E comprese e si consacrò ancora di più al Signore. E raccontò che poi si avvicinò un giovane e, uscendo dal culto, facendo la strada insieme verso casa, si parlava, ci si consigliava l'uno con l'altro. E a
A un certo punto questo giovane disse: tutto sommato non ho grandi problemi in famiglia. Fratello Bracco aveva problemi in famiglia, i suoi parenti non erano convertiti. Lui dice: io non ho grandi problemi in famiglia perché non ho ancora detto nulla riguardo la mia fede e quindi nessuno mi ha fatto domande, perché nessuno sa e nessuno mi chiede quando esco dove vado. E fratello Bracco nel suo cuore sentì che quel giovane presto l'avrebbero perso di vista. E lui dice: ahimè, fu così, perché non aveva compreso che l'opera del Signore traspare. Quando noi preghiamo venga il tuo regno, noi stiamo chiedendo a Dio che nella nostra vita avvenga qualcosa in modo che noi siamo uno strumento perché il regno di Dio si manifesti. Il regno di Dio è pace, amore, giustizia e Spirito Santo, dice Paolo. Venga il tuo regno, Signore, anche attraverso di noi. Amen. Terza richiesta: la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Questa richiesta, anche questa, ha due aspetti. Il primo può essere assolto soltanto da chi davvero ha un cuore arreso al Signore. La tua volontà sia fatta vuol dire riconoscere che Dio è sovrano sopra ogni cosa. È una preghiera di umiltà, è una preghiera di sottomissione, è una preghiera di accettazione del piano di Dio. Non sempre i piani del Signore corrispondono ai nostri. E quando è così, non sempre nelle nostre preghiere c'è la terza richiesta relativa a Dio: la tua volontà sia fatta. Non sempre è così. Tante volte nel nostro chiedere al Signore, tante volte lo riconosciamo perché il nostro chiedere riguarda cose che riguardano noi, quello che noi desideriamo. Noi stiamo tracciando una riga su questa terza richiesta, dicendo: fai così, Signore. Noi stiamo dicendo: questa volta la tua volontà non sia fatta, perché voglio che tu faccia così. Le richieste riguardo ai nostri bisogni ci sono negli insegnamenti di Gesù, ci sono, ma vengono dopo. Vengono dopo, fratelli. Il cuore che sa dire: la tua volontà sia fatta, poi può chiedere al Signore il suo intervento, perché andrà al Signore con un cuore umile. Non sempre riusciamo a avere questa richiesta nei confronti di Dio e della sua opera: la tua volontà sia fatta. E quando non lo riconosciamo è perché stiamo dicendo al Signore: spostati un attimo, adesso decido io come devono andare le cose. Dio ha un piano per noi, amen, che è un piano più grande del singolo episodio, del singolo evento. Ma quando noi abbiamo un forte desiderio, ci dimentichiamo del piano generale di Dio, che ha la prospettiva dell'eternità, e pensiamo che il piano di Dio per noi sia soltanto di quel momento, di quel bisogno, di quel desiderio assoluto che noi vogliamo vedere esaudito. Dio esaudisce, ma a volte non esaudisce. Ma che esaudisca o non esaudisca, Lui comunque promuove sempre il suo piano per noi, sempre. Amen. E allora la preghiera: la tua volontà sia fatta, quella preghiera deve mostrare a Dio che abbiamo un cuore che quando si rivolge a Lui in preghiera si rivolge davvero come la creatura al Creatore, come il servo al Signore, perché non ci dimentichiamo che stiamo parlando di una preghiera.
Prega chi sta sotto, non chi è in autorità. Amen. Prega chi è nel bisogno, non chi può soddisfare i bisogni. Prega chi deve seguire e non chi deve indirizzare in un cammino. Dio è sovrano e noi siamo i suoi servitori. La tua volontà sia fatta. Questo è il primo aspetto. Ma il secondo aspetto è di nuovo un aspetto di responsabilità per noi. La tua volontà sia fatta. Come è fatta in cielo, qui in terra. Vuol dire, avendo conosciuto ciò che tu vuoi, aiutami perché la tua volontà sia fatta nella mia vita. Amen. È una preghiera di consacrazione, personale e anche generale, se volete. Anche noi vorremmo che tutto il mondo facesse la volontà del Signore. La tua volontà sia fatta, Signore. Ciò che mi hai rivelato, aiutami a ubbidire, a metterlo in pratica. Voglio che sia fatta la tua volontà, dando più forza al sia fatta. Sia fatta. A volte giustifichiamo un po' il nostro lassismo, la nostra mollezza, il nostro essere indulgenti sul fatto che non la stiamo veramente facendo tutta la volontà del Signore perché siamo in difficoltà, perché tutto sommato abbiamo dei problemi, perché non si può sempre essere perfetti e perfetti non siamo. Questa preghiera dice altro. Al di là di ogni difficoltà, Signore, la mia priorità sei tu. E se tu sei la mia priorità, ti chiedo, aiutami perché la tua volontà sia fatta nella mia vita, perché so che sarò attaccato, perché so che il tentatore sfrutterà gli ostacoli, le prove della mia vita per dirmi non ti preoccupare, Dio ti perdonerà perché stai soffrendo così tanto, quindi se non ce la fai a fare la volontà del Signore è perché comunque non sei perfetto. Allora questa preghiera è una preghiera di grande consacrazione. Signore, la tua volontà sia fatta nella mia vita, so che sarò tentato, so che proveranno a farmi cambiare idea, ma io voglio onorare te. Alleluia. E colui che insegnò questa preghiera è colui che nel Getsemani espresse ciò che noi non possiamo capire, che non sono le gocce di sangue quando sudò sangue, o le lacerazioni della flagellazione romana, o i chiodi. Non fu quello il peso che spinse Gesù a dire questo calice è amaro e umanamente io non posso berlo, non lo voglio bere. Noi non comprendiamo cosa significa. Un giorno il Signore ce lo rivelerà in cielo, che la santità di Dio fronteggiò la bruttezza del peccato e Cristo stava per farsi peccato per noi, al punto che Gesù disse questo calice è troppo amaro, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E fu fatta. Se siamo qui questa sera, perché fu fatta la volontà di Dio. Ci fermiamo qui. Queste sono le nostre richieste riguardo a Dio e al suo regno. Signore, insegnaci a pregare.